era il precursore, è stato il precursore, secondo me, del basket moderno, perché lui veniva da un collegio, mi pare che era nella provincia di Livorno, dove lui ha preso il basket in modo perfetto, tant'è che lui rappresentava nel suo gioco tutti i fondamentali, in modo perfetto, il palleggio, il passaggio, e poi aveva ha portato da noi, oltre queste nuove idee, delle idee fondamentali, un fondamentale che non faceva nessuno e che ancora oggi non è molto usato, la finta. Lui era il maestro della finta. Non era che era, fisicamente non è che era modesto, però aveva talento, estro e fantasia. E poi amava la pallacanestro, lui la interpretava in modo gioioso. Tieni conto che lui non è stato solo un giocatore formidabile per queste sue qualità, non tanto fisico quanto talentuoso. Era bravo perché poi ha avuto la fortuna di trovarsi assieme a un gruppo di giocatori forti, tipo Pelare, tipo Benito, tipo Nicola Saccà, tipo Nicosia, e tanti altri, Placanica, Morabito, immodestamente c'ero pure io, c'era Santo Bersaglio, lui ha insegnato a noi la pallacanestro, il nostro maestro è stato lui, il nostro maestro, perché lui era veramente, visivamente era uno che interpretava i fondamentali in modo pazzesco, cioè lui era il maestro dei fondamentali, e infatti molti giocatori che hanno avuto la fortuna di essere allenati da lui o comunque hanno avuto la fortuna di vederlo giocare, era un riferimento veramente importante. Sì, poi improvvisamente ha smesso proprio improvvisamente, però diciamo che lui avrebbe potuto dare ancora molto di più, però evidentemente non aveva più stimolo. Veramente l'abbiamo, il mondo del basket poi no che l'ha abbandonato, non l'ha considerato più, poi perché lui forse stava poco bene, poi perché i tempi camminano, un po' per calpestare tutto, però lui rappresenta una fetta importantissima del basket reggino. Lui è entrato nel periodo quando i tempi che il giudice aveva preso la presidenza dell'AICS. L'AICS era la costola, no? Della cestistica, e poi è stata la costola della viola, no?